bene questo monte che custodisce la chiesetta, la statua del Redentore, ma custodisce la passione, gli interessi, l'amore che ha Nuoro per la sua montagna. E quindi con Orthobene l'occasione del ballo è sempre davvero ghiotta, perché non riescono ad interpretare la tradizione nel modo più bello e spettacolare possibile, proprio perché è privo di coreografie, cioè ce lo riporta come nel ballo popolare della società tradizionale. Ballo serio giravo a tutto antico, quindi un'occasione doppia per vedere i passi dei moresi nei momenti di festa. E poi la danza, che è un'occasione di corteggiamento, di diffusione regionale, ma che a Nuoro evidentemente si sviluppa in un modo estremamente festoso. E poi Sballutundu, il rito ancora che conclude la proposta di Nuoro. Ma c'è un'altra grande occasione, motivo di interesse nella proposta nuorese, ed è quella della musica di Carlo Boedu, che li accompagnerà con il suo organetto. Nuoro.